con Barbara Penzo del Comune di Venezia, sempre in questo contesto del convegno organizzato dalla CIA, parliamo di NAVE, che è un acronimo importante, dottoressa Penzo. Sì, e NAVE, progetto NAVE, è un progetto, come appunto la definizione del termine stesso, Network Antitratta Veneto. È un progetto finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità, che ha come capofila il Comune di Venezia, ma che all'interno di questo progetto regionale ha ben 98 partner. Fra questi partner appunto c'è anche CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Allora, parlando di quello che è lo sfruttamento in campo agricolo, che cosa avete trovato, dottoressa Penzo? Ma all'interno del progetto le diverse fasi in cui insomma, per mandato operiamo sono la fase di emersione, la fase di valutazione e la fase di inclusione sociale. Ovviamente sì, faccio un passo indietro, il progetto si occupa come si diceva delle situazioni di grave sfruttamento che possa essere lavorativo, sessuale, accattonaggio, economie illegali e quant'altro, e ha questa importante azione sia di contrasto alle reti criminali sia di tutela della vittima. Nel contesto agricolo il nostro impegno, il nostro lavoro è stato proprio anche in sinergia con gli altri enti preposti, quindi forze dell'ordine, DTL, piuttosto che le associazioni di categoria, di importante ricerca nell'ambito di quelle che sono le situazioni appunto eventuali di caporalato piuttosto che di sfruttamento lavorativo. Allora, grazie, lo ricordiamo ancora perché la nostra è anche una funzione di servizio. Lo ricordiamo un'altra volta, il numero verde, e poi lo manderemo anche 800, in sovrimpressione. 800 290 290. Grazie a Barbara Penzo del progetto NAVE del Comune di Venezia. Ai nostri microfoni Gian Michele Passarini, presidente regionale di CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. L'occasione è quella di fare un focus. Allora, governo è stato fatto, il ministro è stato nominato per quanto riguarda il nostro settore, l'agricoltura, il ministro Centinaio. Adesso bisogna lavorare. Quali sono le aspettative della CIA? Sì, Ministro Centinaio, tra l'altro volevo ricordare che noi vantiamo anche come Veneto un assessore importante, l'assessore Franco Manzato, che è stato assessore all'agricoltura nella regione Veneto e adesso è sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole. Aspettative: noi abbiamo incontrato il Ministro, la sua prima uscita è stata fatta presso la nostra sede della Confederazione Italiana Agricoltori e abbiamo detto quali erano le tematiche principali che ritenevamo opportune portare sui tavoli. Non per ultime quella che è la questione PAC, che ad oggi si sta affrontando a tutti i livelli nazionali. Settore un po' che risente della crisi, di cui ci siamo occupati anche in diversi focus, è il settore bieticolo. Quali sono i correttivi da porre in atto, Presidente Passerini? Beh, i correttivi, tra l'altro noi nel settore bieticolo abbiamo avuto un incontro con quella che è una delle realtà più grosse che abbiamo in Italia, che è CoproB, di cui noi abbiamo a Ponte Longo uno stabilimento. Con il nostro Presidente nazionale abbiamo ascoltato le istanze del settore e abbiamo riportato in un incontro che abbiamo avuto con Hogan quelle che sono le nostre proposte per la soluzione della problematica. Ad oggi il settore bieticolo è vittima di una speculazione da parte dell'Europa con un'immissione spropositata a basso costo di eccedenze di zucchero e che va a mettere in difficoltà tutto quello che è il comparto sud europeo. Noi abbiamo portato al Presidente Hogan la situazione, gli abbiamo reso noto e crediamo che una soluzione possa essere una forma di accoppiato sul settore bieticolo per poter far sì che questo risalga dalle secche in cui è entrato in questo periodo. Un occhio di riguardo, un occhio importante, la CIA lo ha sempre per le iniziative che coinvolgono il sociale, la legalità e quindi la tutela dei lavoratori. Certo, l'esempio di questo convegno ne è una prova. Noi come CIA siamo attenti ai temi dei lavoratori, siamo attenti affinché il lavoro
sia svolto in un contesto di dignità, ma soprattutto siamo per il reddito all'impresa, perché se noi diamo reddito all'impresa a caduta diamo reddito ai lavoratori, quindi diamo reddito al sistema dei consumi e al sistema nazionale. Grazie a Gianmichele Passerini, Presidente regionale Veneto di CIA. Paolo Quaggio, Presidente CIA Venezia, come sta andando la campagna dell'ortofrutta in provincia di Venezia? Tendenzialmente sta andando bene, i prezzi non sono decisamente assoluto soddisfacenti, però diciamo che non c'è assolutamente male. È cominciata anche la campagna dei seminativi, ormai si è quasi terminato di raccogliere il frumento, i prezzi non sono buonissimi, diciamo, però non c'è male. La speranza è sicuramente per un andamento a fine anno positivo.